andiamo ad alcuni strumenti, che sono strumenti di analisi del nostro territorio, ok? Stiamo più parlando semplicemente di mafia, associazione mafiosa, no, stiamo parlando invece di gestione di qualsiasi tipologia di criticità o minaccia, come si dice in termine tecnico, sul territorio. Il risk management è diretto al calcolo del rischio. Noi non dobbiamo calcolare il rischio, dobbiamo solo utilizzare gli strumenti, secondo me, che il risk management ci dà per poter governare, per poter capire le problematiche di una città, piccola, media o grande che sia. La prima cosa che uno può avere, noi ce l'abbiamo, è una mappa del rischio, che altro non è che l'identificazione georeferenziata di tutti i nostri interventi, di tutta un'altra serie di dati. Molti di questi dati non sono semplicemente georeferenziati, ma abbiamo anche l'ora, abbiamo anche che cos'è quel fatto, ok? Identifichiamo anche il fatto, quindi possiamo fare tutta una serie di analisi per studiarli. Consente di sfruttare molteplici collegamenti in banche dati, qui parliamo dell'esperienza milanese, interne ed esterne, per ottenere un quadro completo dei rischi in tempo reale. Quella di Milano da cosa è alimentata? Dal Verbatel, perché anche Milano ha in uso Verbatel, relazioni di servizi e notizie reali. Tutti gli interventi in tempo reale della centrale operativa, quindi tutte le segnalazioni che il cittadino fa alla centrale operativa del comune della Polizia Locale di Milano, le attività di segnalazione degli agenti di quartiere, un software che si chiama Ambrogio, che sono tutte le segnalazioni sempre dei vigili di quartiere sul degrado, la panchina rotta o quant'altro. Poi tutta un'altra serie di dall'ubicazione dei dispositivi di videosorveglianza, quindi ho già dalla mappa, anche perché Milano ne ha 2100 mi sembra, cosa del genere, di telecamere pubbliche, con tutta una serie poi di possibilità di analizzare con il quando, data e ora degli eventi, i luoghi di rilevazione degli eventi, la descrizione delle attività effettuate e chi ha eseguito l'intervento o segnalazione. Che adesso penso. E quindi con tutte queste possibilità di analisi, visto che devo correre, questa ad esempio è la visione generale di Piazza Duomo. Tutti i pallini sono eventi per noi. Qualsiasi pallino è un evento. Questo è solo Piazza Duomo di Milano, questi sono tutti i dati che abbiamo nel nostro sistema, non sono pochi. Questi sono tutti gli interventi per spaccio effettuati dalla Polizia Locale di Milano sul territorio milanese in un arco temporale che non mi ricordo qual è. Questo è sempre l'intero territorio, si vede un po' meglio. Qui ci metto un intervallo temporale dal 15-11 al 15-11, quindi di una giornata. Qui addirittura una fascia oraria. Perché le fasce orarie diventano importanti? Perché io posso individuare qual è il momento migliore per poter intervenire. Vedremo tra un po' un altro esempio, che anche questa è zona del Colone San Lorenzo. È una determinata zona di Milano dove c'è un fiorente mercato della droga. Questi sono i nostri interventi. Pensate se noi riuscissimo a mettere all'interno tutti gli interventi della Polizia dei Carabinieri all'interno di questa mappa, di questa tipologia. Noi avremmo la situazione quasi reale e avremmo dei dati da analizzare per decidere le strategie completamente diverse dalle attuali.